Sì, oggi è stata una cerimonia molto sentita, semplice come piace a noi, però molto sentita. Sentita anche perché la facciamo in un luogo particolare, è un luogo, non è un monumento postumo, è un luogo dove effettivamente i fatti sono avvenuti, per cui rivivere quei fatti proprio dove sono successi dà delle sensazioni molto particolari che può vivere solo chi è presente. Noi teniamo molto a questo posto, a questo luogo, ringraziamo perché questo è un luogo privato, ringraziamo il privato appunto che ci consente di fare queste cerimonie e ci auguriamo che questo possa avvenire anche per gli anni futuri. Adesso il luogo è tutelato sicuramente dal punto di vista architettonico-culturale, però sarebbe una buona cosa che potesse diventare un luogo pubblico questo, perché è una testimonianza che non deve andare persa poi nel corso dei prossimi anni. Quindi sappiamo che il privato può cambiare la proprietà, adesso abbiamo dei proprietari che si assecondano in tutto e per questo li ringraziamo, però domani non si sa, per cui se riuscissimo poi a far passare al patrimonio della comunità questo monumento, insomma sarebbe la cosa migliore e quello che ci auguriamo.